Inquinamento da PFAS, un Veneto su 7 a valori elevatissimi nel sangue, quanto emerge dai monitoraggi attivati dalla Regione. Più passa il tempo, più emergono dati inquietanti in merito agli effetti sulla salute delle persone esposte alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. Insomma, a parlare chiaro sono i numeri e per un Veneto su 7 scatta la fase 2. Dovrà quindi affrontare il percorso specialistico finalizzato alla diagnosi tempestiva di eventuali patologie croniche, possibilmente correlate ai PFAS. A rischio soprattutto i giovani, come avevamo già segnalato nei nostri TG. 350.000 veneti che sono coinvolti, livelli altissimi, soprattutto addirittura abbiamo visto nei feti, nelle madri incinta e nei ragazzini giovani sotto i 14 anni. È una cosa inaccettabile. La nostra gioventù ovviamente sono le mamme, tutti i cittadini veneti che abitano quel territorio devono essere messi immediatamente in sicurezza. Questi dati purtroppo continuano ad avvalorare quello che noi diciamo da anni: è un'emergenza sanitaria in corso. Un'emergenza sanitaria in corso, denuncia il pentastellato Jacopo Berti, e l'unico modo, dice, è quello di chiudere la Miteni di Trissino, quella stessa azienda il cui amministratore delegato aveva assicurato ai nostri microfoni di non produrre più sostanze inquinanti, scaricando le colpe, lo ricordiamo, alle precedenti gestioni. E allora Berti non ha dubbi. Va immediatamente chiusa la produzione di FAS e fatti pagare i costi di bonifica all'azienda che ha inquinato. Chi inquina paga, da qui non ci muoviamo.